Campo San Piero nel Padovano il primo convegno internazionale sulla lingua veneta, un'occasione che ha messo insieme i linguisti e studiosi da diverse parti del mondo. Elena Chemello. 9 linguisti provenienti da diversi paesi e un giurista riuniti allo stesso tavolo. L'occasione è il primo convegno internazionale sulla lingua veneta a Campo San Piero, nel Padovano. L'idea dell'Accademia della Buona Creanza è di cercare di discutere del veneto in modo scientifico, né come lingua in contrapposizione all'italiano, né come oggetto di rivendicazione politica. È una giornata di valorizzazione di una ricchezza enorme che noi abbiamo e che nel tempo ci dimentichiamo di avere. Il veneto è una lingua storica molto importante, è una lingua parlata da 7-8 milioni di persone in almeno 5 stati, è una ricchezza che sarebbe assurdo buttare via. Nell'occasione è stato presentato anche il primo manuale universitario scritto interamente in veneto. Confronta la lingua veneta con altre 6 lingue europee, con il romeno, con il catalano, il francese, l'italiano, lo spagnolo ed il portoghese. Difendere e rivalutare la lingua dei padri vuole essere non un segno di chiusura, ma anzi di apertura. Molte lingue, dicono gli esperti, rappresentano una ricchezza, non solo per la cultura, ma anche per la mente. Il plurilinguismo è un valore altamente importante per la evoluzione cerebrale, per le neurone, perché le neurone lavorino bene nel nostro cervello. Sono state presentate nella sede del